commozione per l'ultimo saluto a Riccardo Gemo, uno dei 3 ventenni morti nell'incidente di Asiago. I fratelli, sarai il nostro angelo. 17enne finisce all'ospedale di Schiavonia dopo che la sua gamba è rimasta schiacciata dalle ruote di un bus sul quale stava cercando di salire. Nella calca al video shock il racconto della mamma. In questo momento il dolore è così grande che non riusciamo a pensare alle indagini, alle responsabilità, alla commozione del papà di Davide Bernardello ad una settimana dalla strage dei carabinieri. Sassi lanciati contro i monitor della stazione ferroviaria, il pericoloso raid di 7 giovanissimi a Montebelluna, i minorenni denunciati dai carabinieri. Dopo i furti nelle caserme dei vigili del fuoco del Padovano, il comandante Giuseppe Lomoro istituisce delle ronde di controllo. Maltempo in arrivo da domani pomeriggio, nubifragi anche intensi con forti raffiche di vento, allerta gialla in 3 aree del Veneto. Rischio fiamme e cupole da proteggere, un'opera importante per tutta la Basilica del Santo, presentato il nuovo sistema antincendio. Attesa finita per i tifosi del calcio Padova, oggi la presentazione ufficiale del Papu Gomez, la stella argentina ha un sogno: riportare i biancoscudati in Serie A. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano lo strazio oggi pomeriggio a Creazzo per i funerali di Riccardo Gemo, uno dei 3 ventenni vittime dell'incidente di Asiago. I fratelli, sarai il nostro angelo. Erano davvero in tanti ad Olmo di Creazzo ad attendere la salma di Riccardo Gemo, una delle 3 giovani vittime deceduta durante il weekend nello spaventoso incidente stradale ad Asiago. Circa 800 persone, soprattutto ragazzi, che per metà hanno gremito la chiesa di San Nicola e gli altri si sono uniti nel dolore sul sagrato. Presenti anche i sindaci di Asiago e Lusiana che hanno accolto i genitori Carlo e Matteo. Insieme ai figli Marta e Nicola, la famiglia ha poi accompagnato la bara all'interno della chiesa tra le note di un violoncello, lo strumento amato da Riccardo, l'altra passione dopo lo sci. Lo ha ricordato Don Guido nell'omelia quando ha voluto tratteggiare il carattere del giovane che a dicembre avrebbe compiuto 20 anni. Riccardo era una persona seria e impegnata allo stesso tempo ed era una persona bella che amava la vita. Attraverso lo sport e l'arte della musica ha imparato ad essere determinato, disponibile al sacrificio, portando con sé allo stesso tempo una forte sensibilità. Tanta la commozione e gli applausi che hanno spesso interrotto le testimonianze di amici, i compagni di classe della quinta D, i componenti della squadra di sci, le parole struggenti dei fratelli che hanno voluto ricordare il primogenito. Ma penso che lo ricordiamo tutti come una persona buonissima, sempre gentile e che cercava sempre di strapparti un sorriso. Non parlava male mai di nessuno e cercava sempre il buono nelle persone. Fin da piccoli siamo stati 3 fratelli, legati da un filo invisibile, che nonostante le nostre infinite litigate sembrava indistruttibile, e quel legame si è spezzato in un attimo con la tua morte. Nonostante tutto, sento che Riccardo è diventato il mio angelo, il mio protettore. E anche se non è più qui, resterà per sempre nel mio cuore, come una ferita che non smetterà mai di sanguinare. E non sono pronta a vivere in un mondo senza di te. Ti voglio e ti vorrò sempre bene. Ce li racconteremo ancora nei giorni difficili, quando ci mancherai di più, guardando le migliaia di foto e di video che abbiamo tutti insieme, perché sarà proprio allora che sentiremo la tua presenza, ovunque andremo, in ogni cosa che ci farà sorridere. Ti vogliamo bene, Ricky nostro, per sempre parte di noi, come amore i tuoi amici. Un altro grave incidente oggi pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro, 4 le persone ferite, uno è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero, coinvolti un mezzo pesante ed un camper. 4 feriti, uno dei quali trasportato d'urgenza in elicottero. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 15 sull'autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, al chilometro 462 nel comune di San Michele al Tagliamento. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante coinvolto avrebbe avuto un improvviso blocco dei freni. La motrice ha così ruotato e colpito un camper che sopraggiungeva nella stessa direzione. Sul posto il personale del
del 118 con 2 ambulanze dell'Isoccorso. 3 dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Portogruaro, mentre una donna è stata ritrasportata all'ospedale di Udine. Da quanto appreso, le condizioni sono gravi a causa del violento impatto, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente ha provocato inoltre rallentamenti e code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia per diverse ore, con la viabilità fortemente compromessa. 17enne finisce all'ospedale di Schiavonia dopo che la sua gamba è rimasta schiacciata dalle ruote di un bus. Il racconto sotto shock della mamma. Nella quotidiana ressa per prendere il pullman per tornare a casa dopo scuola lungo la tratta Este-Agna, la gamba di Giulia, una ragazza di 17 anni, è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo. Sangue, urla e panico, tutto nel giro di pochi istanti. Ora la studentessa si trova all'ospedale di Schiavonia. È una situazione perché mia figlia ha il tallone a pezzi, lo devono ricostruire e forse fra 15 giorni, ha 6 fratture, ha il tendine del pollice che non si sa se devono farle una plastica, ha molto dolore, adesso stanno sperando anche della circolazione del sangue, che la circolazione del sangue sia abbastanza ottimale perché con lo schiacciamento che la ruota è rimasta ferma lì, le arterie dall'attacco che hanno fatto si erano un po' opacizzate. Una disavventura che si poteva evitare, come ci racconta mamma Erika, ancora sotto shock per quanto successo alla figlia. È da anni che si va avanti a fare richieste di magari un altro autobus o io ho detto anche di mettere delle transenne perché mi ha chiamato anche il sindaco del mio paese per chiedermi, lei signora cosa direbbe. Io nella mia ignoranza adesso sono un po' anche agitata, per quello che è successo a mia figlia, non so, delle transenne, fare una piccola corsia dove i ragazzi possano entrare e comunque sti ragazzi si ammassano così anche perché hanno paura di perdere l'autobus. Loro dopo tante ore di scuola vogliono solo andare a casa e sanno che c'è un autobus solo che va da Este dritto, tipo al mio paese che è Agna, e quando a volte è pieno l'autista chiude le porte e li lasciano a piedi. In questo momento il dolore è così grande che non riusciamo a pensare alle indagini, alle responsabilità, alla commozione del papà di Davide Bernardello ad una settimana dalla strage dei Carabinieri. È una notizia che toglie momentaneamente forse anche tutti i sentimenti che una persona può provare, forse non bene, altrimenti probabilmente uno crolla sul posto. Si ha talmente l'immediatezza del vuoto che lascia un figlio che non c'è spazio, mi sembra parole un po' assurde, non c'è spazio per altre cose. Parlano gli occhi di Fredile Bernardello, gentili, dignitosi, velati da una tristezza dolorosa e infinita. Il 14 ottobre l'esplosione di Casteldazzano gli ha rubato il figlio Davide, 36 anni, fiero e orgoglioso carabiniere in servizio all'aliquota di pronto intervento, un lavoro di cui andava fiero, che aveva fortemente voluto. Era il suo sogno da piccolino, l'ha portato avanti con la determinazione che aveva e con orgoglio poi era arrivato dove voleva. E lo faceva sempre con tanta passione. Troppo forte il dolore per pensare all'indagine in corso, confessa Fredile. Tutto questo per noi è ancora molto, molto lontano dai nostri pensieri, sapere cosa succederà, se ci sono responsabilità, anche i sentimenti che abbiamo nei confronti delle 3 persone che hanno causato tutto questo sono sentimenti che ancora non abbiamo nessun sentimento, proprio perché ancora è il dolore che è preponderante. E il pensiero corre veloce ad altre 2 famiglie che piangono, quella di Marco Piffari e Valerio Dapra. Sono qua anche per rendere onore e rendere merito a Davide. Vuole farci un ultimo pensiero anche per Valerio e per Marco che erano con lui? Appena passati questi giorni tumultuosi vorremmo anche noi andare a far visita
se non altro alle loro tombe, perché erano con Davide, erano là con loro, e quindi è giusto almeno rivederli in termini così, mi capirete, almeno andarli a trovare e dire una preghiera. Noi siamo anche credenti, quindi fare una preghiera sulle loro tombe. Sassi contro i monitor della stazione ferroviaria, nuovo atto vandalico a Montebelluna. 7 minorenni hanno prima invaso i binari per raccogliere i sassi, poi li hanno scagliati contro i monitor. Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Erano in attesa del treno sulla linea che collega Padova a Feltre. Lì, sui binari della stazione ferroviaria di Montebelluna, 7 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, forse per noia, hanno raccolto alcuni sassi dalla massicciata ferroviaria, invadendo lo spazio dei binari, scagliando poi i massi con violenza contro i monitor delle partenze e degli arrivi, danneggiandoli irrimediabilmente. Hanno tentato anche di danneggiare il sottopasso del binario 1, ma l'arrivo del treno li ha fatti desistere. È un danneggiamento che va a colpire tutta la comunità, quindi sotto questo aspetto sicuramente è un episodio molto grave. Il fatto la sera dello scorso 27 settembre. I giovani protagonisti dell'atto di vandalismo sono tutti studenti provenienti dall'Interland di Montebelluna, italiani ma di origine nordafricana. Non sono i soliti noti, i ragazzi infatti erano tutti incensurati e ora invece ritenuti responsabili a vario titolo del reato di danneggiamento aggravato in concorso, per cui sarà il Tribunale dei minori a stabilire quali provvedimenti prendere nei loro confronti. Li abbiamo identificati tramite i sistemi di videosorveglianza e alcune testimonianze. Sembra che i ragazzi abbiano ammesso le loro colpe. Questo non distoglie dal fatto che dovremmo chiederci qual è il ruolo delle famiglie, che è la molecola fondamentale di ogni società civile. E io mi auspico ovviamente che i ragazzi subiscano una pena comunque esemplare, una pena che non deve essere solo una condanna punitiva, ma possa essere anche un modo per loro di riflettere sui loro errori. Dopo i furti nelle caserme dei Vigili del Fuoco di attrezzature che potrebbero anche essere state utilizzate per mettere a segno dei furti, il comandante Giuseppe Lomoro istituisce delle ronde di controllo. Dopo i furti avvenuti nella caserma dei Vigili del Fuoco di Abano Terme e quella di via San Fidenzio a Padova, dove furono rubate attrezzature fondamentali per il soccorso, il comandante Giuseppe Lomoro lancia un appello. Le precauzioni, specie nei distaccamenti, sono quelle della videosorveglianza, dei sistemi di allarme e in più stiamo pensando di effettuare in continuo delle ronde interne, però il personale è deputato al soccorso e quindi non sempre le sedi sono presidiate, specie quelle dei distaccamenti, e quindi si chiede una maggiore vigilanza anche al presidio, anche alle forze dell'ordine, e un controllo anche della cittadinanza eventualmente che nota problematiche strane, di segnalarle subito alle forze dell'ordine. Non si tratterebbe di episodi isolati, colpi analoghi sono stati segnalati anche nelle sedi dei Vigili del Fuoco di Mestre e in altre regioni come Toscana ed Emilia-Romagna. È un sentimento che tutti noi Vigili del Fuoco abbiamo, un sentimento di amarezza piena, perché queste attrezzature, come qualcuno le ha definite, sono attrezzature salvavita, e pensare che qualcuno tolga delle attrezzature salvavita proprio ci amareggia. L'intervento nostro è quello del ripristino, sì, la nostra amministrazione si sta già attivando per il ripristino di queste attrezzature al più presto. Le nostre sedi sono vigilate con dei sistemi di videosorveglianza, ma sono serviti a ben poco, perché purtroppo questi personaggi erano camuffati con passamontagna e anche con dei guanti, quindi al momento non sono, però sono convinto e sono sicuro che le nostre forze dell'ordine a breve li prenderanno.
Pioggia e forti raffiche di vento, maltempo in arrivo nella seconda parte della giornata di domani. Saranno probabili rovesci e temporali, specie tra prealpi e pianura, dove non sono da escludere locali fenomeni intensi, rovesci e raffiche di vento sia sulla costa e parte della pianura interna che in quota. Per questo la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in 3 bacini del Veneto: Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, con validità dalle 12 alla mezzanotte di domani 23 ottobre. È stata dichiarata inoltre la fase operativa di attenzione per vento forte dalle 12 alla mezzanotte di domani su tutta la regione, estesa fino alle 9 di venerdì su zone montane e pedemontane occidentali. Ed ora proseguiamo con un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova relativo ad un'opera importante per la Basilica del Santo. È stato infatti presentato il nuovo sistema anti-incendio. Vediamo. Le cupole sono forse la parte più iconica e visibile della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Allo stesso tempo sono anche la parte più fragile e attaccabile dal fuoco. Per questo motivo, anche dopo la spinta nata dal rogo di Notre Dame a Parigi nel 2019, si è cercato di metterle in sicurezza. Sono stati infatti presentati i lavori per l'ammodernamento del sistema antincendio, un complesso lavoro che vedrà l'installazione del sistema Water Mist, nebbia d'acqua. Il Water Mist, questo impianto ad acqua nebulizzata, funziona un po' come il lavaggio della macchina ad alta pressione. Si generano queste micro particelle di acqua a 30 bar, quindi molto più nuvola si forma, e quest'acqua tiene sotto controllo l'incendio e ovviamente riesce anche a spegnerlo una volta che l'innesco viene a essere assecondato. Un intervento di grande rilievo del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro che interesserà le cupole, il sottotetto, l'archivio storico della Veneranda Arca e la Biblioteca Pontificia Antoniana, nell'ottica di un piano di prevenzione integrata che coniuga sicurezza, innovazione e rispetto del valore storico-artistico dei monumenti. Per quanto riguarda la Basilica del Santo, sappiamo che nel 1749 ci fu di fatto un incendio e poi la Basilica è stata preservata, e tuttavia proprio la complessità di un edificio così, le cupole, la biblioteca, gli archivi storici domandano davvero questo tipo di protezione e di cura, anche come senso di responsabilità per chi verrà dopo di noi. I lavori si concluderanno nella primavera del prossimo anno, prima del mese di giugno. Sono molto contento, l'Arca del Santo sta lavorando bene, sia il Presidente che tutti quanti i colleghi. Sono soddisfatto, veramente in genere dati, non un esperto, avevo fortuna di avere il Presidente che è anche un esperto di antincendio, ha trovato una soluzione. Un sistema antincendio che permette di proteggere dal fuoco e che evita i danni alle opere quando entra in funzione, un ulteriore tassello di protezione per un sistema architettonico di valore mondiale. Lo sport, attesa finita per il Calcio Padova, dopo la squalifica è pronto a debuttare il Papu Gomez, stadio Euganeo verso il tutto esaurito domenica prossima, ma l'esordio in bianco scudato potrebbe essere rinviato. Il grande sogno, già l'ho detto, è cercare, io mi vedo giocando in Serie A col Padova e non è una cosa per vendere fumo, io punto al massimo. Io non vengo qua a passeggiare, a conoscere la città e stare qua fermo, seduto, ma in panchina. Io vengo a giocare, dare il massimo, cercare di apportare il mio e portare il Padova al massimo livello. È diretto il Papu Gomez, è arrivato a Padova per restarci, per portare il biancoscudo in Serie A. Scontata la squalifica di 2 anni, non usa giri di parole durante la presentazione con la società sul suo futuro e su quello della squadra. Sa di poter dare molto al Padova. Sicuramente l'esperienza, tutti questi anni che ho vissuto al primo livello calcistico. Secondo, l'idea è cercare di essere un esempio per i ragazzi, cercare di aiutare a tutti e cercare di crescere anche insieme alla società che sta facendo le cose bene per portare il Padova
il più alto possibile. In molti lo stanno aspettando, forse però non sarà in campo domenica all'Euganeo, tutto sold out, contro la Juve Stabia a causa di un leggero risentimento. In allenamento ho sentito un piccolo fastidio, vogliamo fare un accertamento, qualche studio e cercare di ovviamente non rischiare niente perché non serve in questo periodo. La idea è tornare ovviamente al massimo, al 100%. Il campione del mondo argentino già da mesi è arrivato in città, una città che lo ha accolto e celebrato con affetto e che Gomez ricambia. Padova è innamorata di te e tu sei innamorato di Padova. Sì, bueno, sarà allora un amore a lungo termine. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il nostro meteo, buon proseguimento.